Lasciami, per favore. Non ti nervosire. Non ho delle intenzioni. Scusami. Mi sento veramente poco bene. Vuoi che dica al dottore di passare di qua? Oh, sono imbottita di medicine. Vado a letto. Più tardi, se ne ho voglia, prendo un brodo. Il solito brodo. Al tuo posto mangerei qualcosa di più sostanzioso. Per te c'è del pollo freddo nel frigo. Buongiorno, Buongiorno, signora. Buongiorno. 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 Lei. Buongiorno. Ehi, Pier! Facciamo un bridge stasera? No, non posso. Come sta Clotilde? Beh, è sempre lo stesso. Ah, se incontri il dottore, digli se passa da lei. Senz'altro. Arrivederci. È molto che aspetti. Amore mio. Amore mio. Tesoro. Che tortura lasciarti. Per oggi, amore, solo per oggi. Voglio dormire con te. Possiamo sempre tornare al castello. Non è molto prudente.
A domani. Ciao, mamma. Ciao. Paul è già tornato. Sì, lo so, ho visto la macchina. Ah, sei arrivato in anticipo questa sera. Sì, e mi è dispiaciuto non trovarti. Ci tengo che mia moglie sia a casa quando torna. Faremo in modo che non si ripeta. Sono esausto, cosa c'è da mangiare? Pollo arrosto. Le Frank, con la sua aria per bene. Non è che un maiale. Un ignobile mascalzone, uno schifoso, un cumulo di immondizie, insomma, per farla breve. Mi ha sconsigliato con quella sfacciataggine tipica sua di intervenire direttamente con il ministro. Come risultato l'affare è sfumato. Ero talmente furioso che li ho piantati in asso. Cominciano a rompermi le scatole con i loro moralismi. Parli così perché sei in collera. Senti, io sono un ottimo sindaco e sono sicuro di essere rieletto alle amministrative. Non molti di loro possono dire lo stesso. Credimi. Su questo sono d'accordo. Da quando Lista ed Musset sono arrivati mi sembra di vivere in paradiso. Mancavate soltanto voi, caro onore. Prenderò un'altra tazzina. Sono morto. Vado a dormire. Abbiamo portato un mazzo di fiori Tu di mi Pasqua. scuserai? Guardate un po' Ma chi è certo. arrivato. Caro Lei Baldac, lavora troppo. soccorrissimo amico Una mio. cosa è questa che non si può dire di te. Caro de Misse. Ad una donna non se ne lascia la possibilità. Che dici? Per esempio, ci sono molte donne deputate. Cara Hélène, chiedi a tua madre se non è contenta che io ti faccia dare un'educazione e che paghi i tuoi studi. Molto contenta. E ti sono grata per tutto quello che fai per noi. Ma sei tu che mi hai reso felice. Tutte e due mi avete reso molto felice. Ti ringrazio. Non capisco come possiate vedere queste banalità. Ma starebbe a voi, gli eletti dalla nazione, di intervenire, mi pare. Buonanotte. 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 Mamma. Si è addormentato? Direi di sì. Vieni. Corri a letto. Dimmi dunque, pastorella,
quante pecore tu hai? In vero, mio signore, bisogna che io le conti. E tra la la, e tra la la. E dimmi, pastorella, lo stagno qui è profondo? In vero, mio signore, discende fino in fondo. E tra la la, e tra la la. E dimmi, pastorella, il pesciolino è buono? Sì, certo, mio signore, è buono e lo mangiamo. E tra la la, e tra... Siamo tutti molto felici ed onorati, signor onorevole, di averla qui con noi. Ed anche lei, signora, a questa festa di fine d'anno. Noi sappiamo che lei è un uomo molto occupato a difendere con quale ardore e quale talento gli interessi della nostra provincia davanti al Parlamento. E per questo le siamo tanto più riconoscenti di essere qui tra noi stasera. Miei cari amici, grandi e piccini. Ah, molto brava signora, e grazie infinite. E grazie ancora di aver partecipato. E la prego di ringraziare il signor onorevole per essere intervenuto al nostro incontro. Ma penso che gli abbia fatto piacere. È un match di importanza capitale. L'anno prossimo penso di portare i miei ragazzi in Serie D. E forse nemmeno a lei è dispiaciuto di aver assistito a questo bell'incontro. E ringrazio ancora il signor onorevole da parte nostra. Lo vedi quel tipo là? Quello con le braccia conserte, con un'aria un po' di... Te ne devo parlare, si chiama Pierre Maurice. Me lo consigliano con insistenza per la mia lista delle elezioni comunali. Un tipo piuttosto a sinistra, capisci? Potrebbe trascinarsi dietro gli indecisi. E così i miei oppositori avrebbero oltre il danno anche le beffe. Mi stai a sentire? Certo che ti sto a sentire. E cosa ne diresti? Non lo so, non lo conosco. Lo inviterò. Signora Delamar? Sì, Pierre Maurice. felice di conoscerla. Il signor sindaco mi ha fatto l'onore di chiedermi di figurare sulla sua lista alle prossime elezioni comunali. Ah, sì, me l'ha detto, sì. Devo accettare? Perché no? Questa è mia figlia. Sua figlia. Ha una figlia così grande. Proprio così. La mamma non dice mai che era molto giovane quando io sono nata. Oh, Buongiorno, signora. buongiorno. La disturbo? Ma no, niente affatto. Perché? Stavo leggendo. Probabilmente mi sarei addormentata. Si accomodi, la prego. Prima di recarsi a Parigi, suo marito mi aveva pregato di fargli avere una completa documentazione sui terreni Clanchot, quelli dietro il castello. Eccola. Ma mio marito torna dopodomani. Sì, lo so, signora, ma dal momento che avevo finito ho preferito portarli subito. Vuole bere qualcosa? Sì, molto volentieri. Un tè? Un tè, benissimo. Dovrò farglielo io perché la donna è uscita. Ma non vorrei essere di disturbo. Non mi disturba affatto. Posso aiutarla? Certo, se vuole.
So che sua moglie non sta bene. Sì, è uno stato cronico il suo. Mi dispiace. È una donna che non ha mai tratto molto piacere dalla vita. Non è una ragione per essere malati. È quello che dico io. Non so cosa mi stia succedendo. Neanch'io. Mi gira la testa. Sarà tutto molto complicato. Sì, moltissimo. Amore mio. Non ho mai fatto l'amore come con te. Andiamo là a pescare, ma lì non c'è niente. Cosa c'è? Zitta! Non parlare! Il posto mi sembra buono. Che ne dite? Qui di pesci non ce ne sono, ve lo dico io. Mio padre dice che bisogna andare di là, qui non c'è niente. Io tuo padre me l'attacco. Ma che ne sa lui di pesca? Dai, proviamo laggiù. E va bene. Ne ho visto uno! Ha boccato! Ma va. Ti rendi conto? Se ci scoprissero, che cosa terribile. De la Mar, Mae, De la Mar, Couchot, De la De la Mar, Mar, De la Mar, De la Mar, Mae, Mae, De la Mar, Couchot, Mai, De la Mar, De la Mar. Mae, De la Mar, De la Mar, Couchot. Allora, De Va la bene. Mar, È già in porto, De la Mar, signorina. Couchot. Li lascia tutti a distanza, signor Sindaco. Vabbè, tanto meglio. Mae, Siamo radicati in tutta la Si regione. direbbe. Mae, Caro Maurice, pare che sarò rieletto e allora lo proporrò come vice sindaco. De la Mar, Signora, De la Mar, contenta? Certo. Mae, E lei, signorina, cosa ne dice, Io adoro la politica. Ecco appunto, questa è De la l'ultima. Mar. Io sono di sinistra. Oh, anch'io sono di sinistra. De la Ah, Mar, ma non è la stessa sinistra? Domani devo essere a Parigi alle 11. Così presto. Mae, De la Mar, Couchot, De la De la Mar. Mar, Domani alle 18 nel salone del castello. De la Mar. No, non da quella parte, signori. Di qua per favore. Questa è la galleria del primo piano che misura all'incirca 80 metri di lunghezza e la cui costruzione originale risale al XIII secolo. Alla vostra destra, 2 magnifici vasi cinesi in porcellana. Il grande salone d'onore in stile impero, il cui arredamento fu offerto al principe de Courland dalle dame di corte del re di Spagna Ferdinando VII durante il suo soggiorno al castello di Chambly durato 6 anni. Poltroncine e tappezzeria ricamate a piccolo punto e sul pavimento un prezioso tappeto Savonnerie. Al centro il tavolo del congresso di Vienna. Seguire la guida, per favore. Questa è la galleria del salone. Qui davanti a noi un cassettone di epoca impero e sopra una statua in bronzo di Arianna. A destra un ritratto della principessa de Chalais nato della Frimuglia, sposata in seconde nozze al principe Desiderio V. A sinistra il ritratto del re di Sassonia, dono di sua maestà al principe di Courland e dipinto da Gérard. Sulla vostra destra un cassettone Luigi XVI, sopra il duca di Talleyrand, luogotenente generale e amico di Luigi XVIII. In fondo alla galleria, ai lati della porta, una coppia di console e sopra alcune antiche porcellane. Sopra la porta, Venere e Cupido di Angelica Kaufmann. Sulla destra... Io sono il re di Spagna! E così ha terminato. Olè! Vieni. Vieni. Signori, grazie per la vostra attenzione. L'uscita è da questa parte. Sei un pazzo. No, perché? Non c'è da aver paura. Tra 2 minuti chiudono. Allora ci chiudono dentro. No.
la chiave. No, Pier, sta attento se ci scopro. Ma no, ci sono più di 70 ambienti. Non ti eccita a fare l'amore in un letto storico? Sei tu che mi ecciti. In fondo non si sta mica male qui, hai avuto una buona idea. Mia regina. Aspetta, Oh, cavolo! Oh, ma che fai? Sta attento, sporchi dappertutto. Chi se ne frega? Tieni. È caldo. E allora? Mi va bene con me. Avevo 17 anni quando è nata Elena. Eri innamorata? Ah, io la bambina l'avrei mandata a monte, ma non sapevo come fare. Lui poi è sparito, non l'ho mai più visto. Si chiamava Leopoldo, ti rendi conto? È un nome come un altro. A me non sembra. E dopo? Dopo sono rimasta a Châteauroux. Dove vai? A cercare una sigaretta. Si sono occupati i miei della bambina, l'hanno presa con loro e così. Oh. Certo, non era l'ideale. E io poi mi sono trovata un posto in una calzoleria. Avevi degli uomini? Oh, qualcuno. A quell'epoca, se ricordi, c'era una base americana lì vicino. Poi, purtroppo, nel giro di 3 mesi, sono morti mio padre e mia madre, e così ho dovuto riprendere la bambina con me e ho continuato a lavorare. Ho passato un anno e mezzo molto, molto duro. Ed è allora che ho conosciuto Paul. Bel colpo di fortuna. Fai presto tu a sfottere. Capirai, è facile sfottere. Sai, poteva anche andar peggio. E in che modo? Non posso mica farti un diagramma. Vedi, era come un senso di grande, grande calma, una grande calma totale, la vera calma. L'hai mai tradito? Quello no. No, non l'ho mai tradito. Perché come prima cosa avevo paura e poi, sai, per la verità non ci pensavo nemmeno più. Che ore sono? 8 e mezzo. Oh, ma non potevi dirmelo un po' prima? Povero amore. Come ambiente per far l'amore non è male, ma c'è anche un lato sordido. È sempre meglio che niente, no? Sembra che una banda di giovani di qui o dei dintorni creda di potersi permettere tutto. E dovremmo fare qualcosa, signor sindaco. E che cosa fanno? Troppo baccano? Il baccano sarebbe niente. Il fatto è che tengono una condotta deplorevole. Pare che addirittura abbiano invaso il castello. Che cos'è questa storia? A diverse riprese e in più di una stanza sono state trovate delle cicche. E nelle camere le coperte dei letti erano pestate e sgualcite. E ammetterete che è uno scandalo. Va bene, organizzeremo dei turni di ronda. Certo mi sembra una cosa stravagante. Oh, sa, da parte dei giovani tutto è possibile. Io per conto mio farei intervenire la polizia. Se lo crede necessario. Pier, vuole incaricarsene lei? Volentieri. Ma che cosa le fa credere che si tratti di giovani? Ma chi vuole che sia? Lei non è. Io nemmeno, e allora? Per cui adesso al castello c'è la polizia e i nostri vandali faranno bene a stare attenti. E adesso dove andranno? Dove andavano prima, immagino. Vuoi un caffè? No. Io ce l'ho con me, sai, per essere come sono. Come? Ce l'ho con me per essere così. Così come? L'impiastro che sono. Non deve essere allegro per te.
Certo, era molto più semplice quando stavi bene ed eri sempre di buon umore. Ma che vuoi farci? Non è colpa tua. Ho sempre l'impressione che tu ti annoi con me. Resti lì a pensare senza dire niente. Non voglio farti venire mal di testa. Non mi dire delle cattiverie. Ti dico cattiverie? No. Hai una pazienza. È una povera donna. Non c'è niente che le faccia piacere. Niente. È terribile. Non ha mai voluto aver figli. Quando la tocco ha paura che l'ammazzi. Stia tranquilla, non la tocco più. Ah! In certi momenti mi sembra che stia al mondo solo per romperci le scatole. A volte mi sembra che tutti stiano al mondo per romperci le scatole. Lo so che anch'io ho i miei difetti. Ma almeno una cosa è certa. Ehi, Che ci amiamo. sì, amore, questo è certo. Cosa guardavi? Cosa guardavi? Il matrimonio del figlio di Martin. Ah. Bene, è venuto il dottore? Sì. Mi ha detto di continuare la stessa cosa. Eh? Mi ha detto di continuare la stessa cosa e di stare attenta. Hai mangiato il pollo fritto? Sì. Clotilde, c'è qualcosa che ti farebbe piacere? No. Niente. Non hai voglia di niente? No, niente. Non preoccuparti per me. Ma scusa, Clotilde, non puoi passare così tutto il giorno. Per forza. Lo so che per te non è allegro. Non si tratta di me in questo momento. Vorresti prepararmi le mie gocce, per favore? Sì. Grazie. È sempre più amara.
Porto questi libri alla biblioteca. È inutile. Sono dei libri che non interesseranno nessuno. È stata un'idea di Paul. Per delle ragioni psicologiche. Per i suoi elettori. Vengo con te. Allora fa presto perché vado via subito. Buongiorno, signora. Buongiorno, Harry. È morta la moglie del vice sindaco. La moglie del vice sindaco. Il signor Maurice. Sì, era sempre ammalata. Buongiorno, signora. Se n'è accorto al mattino svegliandosi. Ha chiamato subito il dottore. È morta durante la notte, non c'era più niente da fare. Secondo il dottore si è come lasciata morire. Almeno questa è la versione ufficiale, ma per conto mio è suicidio. Buongiorno, signora. Le ho portato dei libri. Mille grazie, signora Delamere. Si parlava della morte di quella povera signora Maurice, l'ha saputo? Sì, me l'hanno appena detto. È sempre stata un'invalida. Etica transreale. Mi sembra un libro un po' difficile. Sì, molto difficile. Lucien, scusa, sto andando da Pierre Maurice. Sua moglie è morta. Sarebbe bene che venissi anche tu. Ci tieni proprio? Mi spiace, ma non puoi farne a meno. Vorrei venire anch'io. Non ho mai visto un morto. È una cosa che mi interessa. Trovo tua figlia un po' morbosa. La morte non ha niente di bello, Hélène. Allora è inutile imporre alla mamma di venire a vederla. I funerali sono domani. Sì. Non ha trovato altro che dei gladioli? No, signora. Arrivederci, tesoro. A giovedì. Arrivederci. Molto belli i tuoi fiori. Arrivederci, Clarisse. Buon viaggio, signore. Ciao, Hélène. Arrivederci. Il tempo potrebbe migliorare per il fine settimana. Un cambiamento non è del tutto escluso. E così si concludono i programmi della serata. Vi parliamo adesso dei programmi di domani. Sul primo canale, a 12:30, un programma dedicato agli agricoltori. All'1
Allora, andiamo a dormire? Sì, certo, chiudo io la finestra. Buonanotte. Buonanotte. Pierre? Lì si è. No, non abbracciarmi. Vieni. Devo dirti qualcosa. Vieni. Devo dirti una cosa. Clotilde non è morta per cause naturali. Sì, lo so. È quello che dice la gente. Si è suicidata. Non si è suicidata. Cosa? È stato così facile. È morta nel sonno. Non le piaceva niente della vita. Non dici niente. È una cosa terribile. Io non ho rimorsi. Quando l'ho fatto, ho avuto un senso di liberazione. Io non ti giudico. L'ho fatto per noi. Per essere più liberi. Più liberi? Ah, non dire più niente. Mio marito ritorna domani, Piero. Lo sai? Sì, lo so, mi ha telefonato, vuole parlarmi. Tu non credi che cominci a... Certo. Ma no, sciocca. È per una questione di amministrazione. Ah. Mm. E noi cosa facciamo? Restiamo 3 giorni senza vederci? È più prudente. Se sospettassero che tra noi c'è una relazione. Oh, una relazione. È così che si dice. Comincerebbero tutti a parlare della morte di Clotilde. E farebbero presto a mettere insieme le due cose, non ti pare? Come passa il tempo con te? Guarda, già si vede un po' di luce. Che
Che ore sono? Le 4. A volte mi sembra che adesso sia anche peggio di prima. Abbiamo quasi tutte le notti per noi adesso. Possiamo dormire insieme. È vero. Scusami. Ma sono così triste quando devo lasciarti. E quando verrà l'inverno, le notti saranno ancora più lunghe. Mamma, ma cosa fai qui? Avevo sete e allora sono scesa a prendere dell'acqua minerale. Io mi sono svegliata senza più riuscire a prendere sonno e allora sono uscita a far 2 passi. Non ti sentivi bene? Sì, Il tempo è pesante, ci sarà un temporale. ma no, è fresco fuori. Adesso dovresti cercare di dormire. Hélène, Sì, mamma. non ti preoccupare, non è niente. Domattina cercherò di non far rumore, per non svegliarti. Non ci riusciremo mai. Più ne raccolgo e più ce ne sono. È arrivato tuo marito? Sembra su di giri. Allora, donne, mi state dando al giardinaggio? Sì. Tutto bene? Tutto bene? Sì. Passiamo il tempo ad aspettarla. Mi sembri un po' sciupata. Non ho dormito bene stanotte. E io nemmeno. Cos'è successo? Niente? Forse sarà stato per la luna piena. Avete l'aria di 2 complici. Infatti le siamo. Hélène e io andiamo molto d'accordo. Benissimo. Quando hai finito, vieni dentro che devo parlarti di qualcosa di molto importante. A che cosa pensi? A te? Allora, hai visto Pierre Maurice? Non lo so. Forse l'avrò visto, ma non me ne sono accorta. Non ti ha parlato? No. Sto per fare un colpo formidabile, Lucien, ma non devi parlarne a nessuno. A chi dovrei parlarne, scusa? Chiudi la porta. Credo che si possa guadagnare molto denaro e allo stesso tempo fare una cosa molto vantaggiosa per la città. Tu ricordi i terreni della famiglia Glangeau dietro al castello? Sì, ma Bene. sai, io... Lasciami finire. Ho avuto dal ministero
tutte le autorizzazioni, la promessa di chiudere gli occhi al momento giusto. Io compro i terreni, una parte ne faccio dono al comune e... No, devo assolutamente parlare a Pierre. Tu credi che domani potrà venire a colazione? Ah, ma non so, come vuoi che faccia a saperlo? Adesso gli telefono. Grazie. Grazie, mamma. Hélène, se non ti dispiace, vorrei che tu ci lasciassi soli. Perché? Devo discutere cose importanti con il signor Maurice. Posso uscire anch'io se vuoi. Oh, tu no, tesoro, ti prego. Insomma, soltanto io, eh? Va bene. Gradisci un sigaro? No, grazie. È molto carina. Beh, vado a preparare il caffè, perché Clarisse lo fa malissimo. Ecco, questo è un vero caffè. È così che deve filtrare Clarisse. Esattamente come faccio io. Si direbbe di no. Mamma, Ma cosa fai qui? questa notte era con Pierre Maurice che sei stata. Sei impazzita, ma cosa ti salta in mente? Non lo so, è un'impressione che ho avuto poco fa a tavola. Sei impazzita. Allora, ecco. Ho avuto la promessa sicura che se il comune non chiede un prezzo troppo alto, la società impianterà la sua fabbrica qui da noi. Gli operai saranno alloggiati in quartieri appositi. Quartieri costruiti espressamente a tale effetto. Costruiti dove? Ah beh, sull'altra parte del terreno. La mia. Capisci? Non completamente. E chi sarà a costruire questi quartieri operai? Un socio, nostro amico. Suo amico? Politicamente amico. No, no, di questo non deve preoccuparsi. Non è quello il problema. Il problema è il seguente. Lei deve lanciare in consiglio, ma con naturalezza, come un'idea che venisse da lei, la proposta di impiantare questa fabbrica. Dovrà sottolineare tutti i vantaggi che ne ricaverà la città, vantaggi effettivi, in un secondo tempo. Poi lei farà in modo che il comune non venda questi terreni che io avrò donato alla città, se non alla società che costruisce la fabbrica. Fabbrica di che cosa? Materie plastiche. Ah, adesso capisco. Mio caro Pierre, conto su di lei. Naturalmente è inutile che io stia a precisarle che si tratta di una occasione unica dove tutti noi, ed anche la città, ben inteso, avrà i suoi vantaggi. Certo. Benissimo. Allora, dal momento che posso contare su di lei, ho voglia di partire subito per Parigi ed annunziare che tutto va bene e passare allo stadio successivo. Qualcosa da bere? Sì, molto volentieri. Lucien, perché non ci offri un po' della tua meravigliosa grappa di lamponi? Allora che ne dici? Vado a Parigi? Beh, direi che la cosa migliore è non perdere tempo. Grazie. È già partito? Sì, da 2 ore. Non perde il suo tempo. Hélène sospetta qualcosa. Come lo sai? Me l'ha detto lei. Ah. No, ma so che posso fidarmi e lei non dirà niente. Essere insieme conta solo questo. No, povero amore mio. Che cosa pensi della nostra colazione oggi? Io non so di cosa si tratti. Tutto l'affare che hai in mente è una vera truffa. Vuol fare i soldi a discapito della città e a spese della cittadinanza. Una fabbrica di plastiche, ti rendi conto che maiale? Oh, sei sicuro? Io credevo che fosse onesto No, almeno. no, aspetta. Vorrebbe comprare il mio silenzio, ma si sbaglia. Posso smascherarlo quando voglio.
Hai l'aria di essere completamente stravolto. Ma è con ragione. Senti, adesso non ci pensare, eh? Abbiamo davanti una notte. Approfittiamone. Ah. Ma tu mi ami? Oh, sì. Eccoti qua, finalmente. Ti ho fatto una sorpresa, eh? Beh, sì. Ah, cosa fai? Lasciami. Non voglio che tua figlia ci senta. Dove mi vuoi portare? Qui. Tengo a dirti subito che mi sento perfettamente sereno, sollevato. Da dove vieni? Fai delle finte partenze adesso. Oh. Un'idea che mi è passata per la testa così. Da dove vieni? Dormo male da un po'. Io ho fatto un giro. Non mentire. Sono tornato a mezzanotte, sono 4 ore che ti aspetto senza nessuna impazienza, rassicurati, adoro la notte. Vuoi che ti dica io dove sei stato, a mio parere? Hai passato la notte, come tante altre notti direi, dal nostro buon amico Pierre Maurice. Voglio rientrare perché mi sta venendo freddo. Ti ho già detto e ti ripeto che non vorrei che tua figlia ci sentisse. Allora andiamo in camera tua, così non ci sentirà. Ecco, continuiamo la nostra interessante conversazione. A bassa voce, per favore. Ti ascolto. Sono io che ascolto te. Io non ho niente da dirti. Ho ragione io, tu eri con Pierre. Questo me lo puoi dire. Ah sì, questo te lo posso dire. Abbiamo passato la notte a far l'amore. Devo pur farlo con qualcuno. E detto questo, ti dirò anche che adoro far l'amore con lui. Passo tutte le mie giornate pensando a quando farò l'amore con lui. Ma è giustissimo, perfetto, hai ragione. Se ti piace. Soprattutto non pensare che io non ti capisca. Sono perfettamente al corrente delle mie insufficienze. Averci messo rimedio mi sembra sacrosanto. Non avrei voluto darti un dispiacere. Oh, sei molto carina. Ma ho l'aria di uno che ha un dispiacere? No. Io trovo che sia molto gentile da parte tua consolare un povero vedovo. E naturalmente nessuno sa niente, state molto attenti, vi nascondete. Sì, ci nascondiamo. Ma allora scusa veramente, è il paradiso. Perché se lo vuoi sapere, adorata mia, la cosa mi va benissimo. Pronto? Pierre? Sono Paul Delamare. No, sono qui a casa mia, poi le spiegherò. Senta, vorrei vederla il più presto possibile. Beh, subito? Più presto che può. Ma preferirei che non ci vedessimo qui. Ho un piccolo capanno di caccia agli stagni. Potremmo trovarci lì tra un'ora. Cosa ne dice? Va bene, ma... Mi rendo conto che la cosa le sembri bizzarra, ma sono sicuro che capirà subito, vedrà. Dunque, le spiego la strada.
Ah, vedo che si è fatto premura. Gliene sono infinitamente grato. Ah, male pare. Appunto. Mio caro Pierre, tutti questi misteri l'avranno lasciato perplesso, ma la spiegazione, lo vedrà, è delle più semplici. Ho tenuto che mia moglie fosse presente per eliminare la pur minima ambiguità. Buongiorno, signora. Oh, per favore, cominciamo con l'abolire le formalità. Baciatevi piuttosto. No, non ho nessuna cattiva intenzione nei vostri riguardi. Al contrario, mio caro Pierre, è in tutta sincerità che io le ho offerto la mia amicizia e lei va a letto con mia moglie. Io mi auguro che possiate trarne tutto il piacere e le soddisfazioni che vi aspettavate. Ve lo meritate. Su questo, per quel che mi riguarda, non esistono problemi. Vi prego di credermi. Io voglio che intorno a me la gente sia felice. È un impegno questo che prendo anche con i miei elettori. Ti prego, smetti. Ah, capisco. Tu mi trovi indecente. Vorresti che recitassi il ruolo di Otello. No, non sono compiacente, sono solo comprensivo. Voglio che tutto sia chiaro e che tra noi non sussistano segreti. Pierre, lei cosa ne pensa? Mi sento molto a disagio. Ma perché? Io la capisco perfettamente. Vuole che la ringrazi, posso anche farlo. Lei fornisce a Lucien quello che le mancava. Su questo non c'è niente da ridire. Per di più, lei è di una discrezione rimarchevole per tutto quanto concerne l'opinione pubblica, evitandomi in tal modo il ridicolo. Mille grazie. La ringrazio di cuore. E mi fa molto piacere, veramente. Molto piacere constatare che grazie a mia moglie la sua vedovanza non le pesa poi troppo. No, grazie. Lei non fuma il mattino, ha ragione. Una pessima abitudine. Oh, scusami, tesoro, vuoi una sigaretta? Sì. L'unica cosa che le chiedo, caro Pierre, è che lei voglia seguirmi fino in fondo in questo affare dei terreni e della fabbrica. Io voglio che il mio nome sia associato all'ingrandirsi della mia città, capisce? Lei forse pensava che io non fossi d'accordo? Oh, diciamo che non ero proprio sicuro che lei avesse capito la estrema importanza di questa operazione. La prudenza non è mai troppa. Credo che riprenderò la strada per Parigi evitando la città. Questa volta non avrai nessuna cattiva sorpresa. Tornerò veramente dopodomani. Pierre, le sarò grato se riaccompagnerà lei Lucien a casa. Evito un'ora di strada in più. Mi sembra preoccupato. Non ce n'è bisogno. Tutto è chiaro e semplice. Sei arrabbiata? No. Tu pensi che abbia agito male? No. Non credevo che tu fossi fatto così, solo questo. Arrivederci, tesoro. Arrivederla, caro Pierre. Conto su di lei. Lucien, ma che cos'hai? Cosa c'è? Lucien, cosa c'è? Che cos'hai? Non posso più vivere con lui. No, non posso più vivere con lui. Adesso basta. Non posso, non posso. Non voglio più vivere con lui. No, no. Basta, basta, basta. Non voglio. Lucien, amore mio, ci sono io.
Calmati. Ci sono io qui con te, amore. Facciamo un bridge stasera. No, preferisco restare in casa. Possiamo venire da te, se vuoi. No, mi spiace, ho una cosa che devo sbrigare. Oh, che noioso. Invitate Dufour. Non sa tenere le carte in mano. Lui non sarebbe d'accordo. Grazie, tesoro. Paul, potrei chiederti un piacere. Tutto quello che vuoi, cara. Mi piacerebbe molto venire a Parigi con te per questi 2 giorni. Venire con me a Parigi. Cosa è successo? Niente. Ma avrei una gran voglia di venire con te a Parigi. Sono 3 anni che non ci vado. Ma e Pierre? Cos'è, siete in freddo? Non mi hai ancora risposto, posso venire? Ma certamente, tesoro. Non ti porti il vestito di velluto? No, Perché vai a Parigi? per cambiare un po' aria. Anche a me piacerebbe cambiare un po' aria. Perché? Non sei contenta? Non ti preoccupare, ti prendo in giro. Divertiti. Fa la brava, eh? Arrivederci. Fai guidare me? Ti stancherai? Perché dovrebbe stancarmi? Mi diverto. Oh, beh, in tal caso. Vuoi che guidi io adesso? No, no, mi va bene. Che imbecille. A quest'ora c'è pochissimo traffico. Ce n'è sempre molto poco. Si è a Parigi in meno di 3 ore. Ma perché ti sei fermata? C'è qualcuno sul bordo della strada. Oh, beh, cosa importa? Su, va avanti.
Ma cosa? Lucien. È fatto. Il soprabito. La manica. Sì, scivola. Presto, l'altra. Presto. Attento, giù. Vai dall'altra parte. Chiudi. 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 Aspetta. Aspetta qui. La borsetta. La mia borsetta. Là, mettiti là.
Non aver paura. Sì, sì. Adesso siamo liberi, Lizzie. Devi strapparti il vestito. Aspetta. Aiuto! 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 Continui, la prego, signora. E allora è cominciata a scendere, è scesa la nebbia. E per questo mio marito ha voluto guidare lui. E così ha preso il mio posto al volante. E poi mi sono addormentata. E è stato l'urto a svegliarmi, il colpo. E lei non ha alcuna idea di come sia avvenuto l'incidente? No. Nessuna, purtroppo. Non voglio trattenerla oltre, signora, e la prego di scusarmi di averla disturbata per questo interrogatorio, questa formalità. Ma la posizione, la personalità di Certo, suo marito ci obbligano. Ma io capisco perfettamente. Lei non deve scusarsi, la prego. Grazie ancora, signora. C'è una chiamata da Parigi. Da Parigi per me? Sì, sempre per l'affare della Mar. Va bene, eccomi. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, signor procuratore. Sì, signor procuratore. È una storia che sto cercando di trattare con la massima delicatezza. Certo, signor procuratore. Ah, è giusto, signor procuratore. Capisco. Anch'io mi indirizzavo in questo senso. Certo, naturalmente, signor procuratore, può contare su di me. La ringrazio. I miei rispetti, signor procuratore. Dobbiamo archiviare l'affare della Mar. È stato un incidente stradale. Un incidente stradale? Amore mio, saperti così vicino a me e non poterti toccare, non poterti stringere a me, quasi non poterti parlare, è una tortura atroce. So benissimo che non possiamo correre il minimo rischio, che dobbiamo usare tutte le precauzioni per evitare qualsiasi sospetto. So anche che questi sono i nostri ultimi momenti di separazione.
e che presto potremo essere uniti e insieme alla luce del giorno e per sempre. Ma è per essere così separati, così torturati, che abbiamo fatto quello che abbiamo fatto. Io non rimpiango niente, amore mio. Perdona questa mia impazienza. Tutti i giorni cerco di vederti, anche per un secondo soltanto, anche da lontano. Sapere che tu esisti mi conforta. Passerò davanti a casa tua domani mattina verso le 11. Saprò che tu sarai là, dietro la finestra, e mi guarderai. Ti amo. Con la polizia tutto è andato bene. Ti amo, tua Lucien. Non conservare questa lettera, amore, bruciala dopo averla letta. Aiutami tu ad essere prudente. Che cosa c'è? Sei molto triste. Perché me lo chiedi? Mi risponderai se ti faccio una domanda. Quale domanda? Quella che ti ho già fatto qualche tempo fa. Quando? Il giorno che Pierre Maurice è venuto qui a colazione. Ti ho già risposto. È molto importante, mamma. E oggi è ancora più importante. Dimmi la verità, ti scongiuro. Tu vedi che io ti parlo sinceramente. Ma anch'io voglio risponderti sinceramente. Dimmi la verità, allora. Dimmi la verità, ti scongiuro, non nascondermi niente. Io sono sicura che tu sei l'amante di Pierre Maurice e sono certa che siete stati voi ad uccidere Paul e anche la moglie di Pierre. Io credo che siate due assassini. Ma tu sei pazza, tesoro. Non è vero. Non è vero. Ma come puoi pensare una cosa simile? Come ti possono venire in mente certi orrori? Dimmi la verità. Mi crederai? Mi crederai? Non penserai più a tutti questi orrori. Ti crederò. È vero, Pierre è il mio amante. Da molto tempo, no? 1 anno. Cioè da prima della morte di sua moglie. Sì. Oh, è terribile. Tutti penseranno che avete ucciso Paul. Ma nessuno lo sa che noi ci amiamo. Si finirà per saperlo presto. Non potrete continuare a nascondervi per sempre. Taci, tesoro, taci. Ti supplico, taci. Io vorrei soltanto vederti felice. Signor commissario, le scrivo perché sia fatta piena luce sulla morte del mio patrigno, l'onorevole Paul Delamare, sindaco della nostra città. Io sono sicura che la gente qui è ormai a conoscenza del rapporto che esiste tra mia madre e il signor Pierre Maurice, e quindi tutti crederanno che siano stati loro due a uccidere il mio patrigno, per chiari motivi.
La gente è cattiva e la maldicenza potrebbe fare un male atroce a mia madre, un male che essa non merita. Infatti io sono perfettamente certa della sua innocenza. La prego di fare tutto il possibile per darne la prova. Voglio che mia madre sia felice e possa camminare a testa alta. Conto su di lei. Hélène Chevalier. Una storia piuttosto imbarazzante. Della Mare era molto in vista politicamente ed il pettegolezzo può nuocere anche al partito. Noi non abbiamo mai sentito niente, signor prefetto. Io preferirei essere prudente, se lei mi permette. Era stato deciso di mettere la storia a tacere proprio per evitare grane politiche. Ma, dopo questa lettera, si direbbe che esista un lato passionale in tutta la vicenda. La bambina sospetta sua madre. È atroce. È una donna molto affascinante, ma devo confessare che potrebbe tornarci comodo. All'apparire del fattore sentimentale, la politica passa in secondo piano. D'altra parte, se noi non ci muovessimo subito e certe voci cominciassero a correre, si scatenerebbe il finimondo. Vediamo quindi di evitarlo. Ecco. Quindi proceda, si intende, discretamente, ma proceda pure. Bertie, di qua. Buongiorno, signori. Buongiorno. Vorrei parlare alla signora Della Mare, per favore. Siamo della polizia. La signora è in salotto. Avanti. Buongiorno. Buongiorno, signora. Voglia scusarci, ma un elemento nuovo ci obbliga a chiederle la precisazione di alcuni punti. Ma certamente. Di che si tratta? Non voglio nasconderle niente. Stamattina abbiamo ricevuto una lettera nella quale si parla di una relazione intima tra lei e il signor Pierre Maurice, il braccio destro di suo marito. La lettera sembra stabilire un rapporto tra questa relazione e la morte di Paul Delamare. Una lettera anonima? No, signora. No, mamma. Sono stata io a scrivere la lettera, perché voglio che tutto sia chiarito e che tu sia felice. Scusatemi. Vorrei un momento per riflettere. Commissario, vorrei parlare con lei solo. Mamma, dimmi che non ho sbagliato. Non ho avuto ragione. Io sono sicura che ho fatto bene a farlo. Sì, tesoro, hai avuto ragione. Sono sicura che hai avuto ragione. Mia figlia ha scritto la verità, commissario.
Io non capisco. Perché non ve ne siete andati via? Andati via. Sì. Perché non siete partiti per andare a vivere tutti e due da un'altra parte? Da un'altra parte? Partiti. No, non abbiamo mai pensato ad andare via.